Mi rivolgo alla comunità di Rua, che se avete dei ricordi legati a quella tragica mattinata o comunque nei giorni a seguire, dei ricordi riguardanti Matteo e i suoi vari spostamenti, anche la cosa più minima, anche la cosa più che a un primo momento può sembrare banale, di rivolgersi alle autorità competenti. Chiunque abbia informazioni su Matteo Vendramin, 31 anni, di Conegliano, scomparso il 7 ottobre scorso in zona Rua di Feletto, si faccia avanti. Non è possibile, si dice, che in un paese così piccolo nessuno lo abbia visto. Il punto sulle sue ricerche in mattinata a Conegliano ha evidenziato ancora una volta la necessità di avere più informazioni. La sorella Elena si rivolge poi direttamente a lui, sperando che ascolti e torni a casa, facendogli sapere che l'amore di chi lo attende è immutato. Mi rivolgo direttamente a mio fratello, nella speranza che in questo momento lui mi possa sentire. Parlo a nome mio, ma parlo a nome di tutta la mia famiglia, di tutti i suoi amici, di tutti quelli che lo stanno cercando, che non è solo, che noi aspettiamo solamente che torni a casa e vogliamo solo riabbracciarlo. Così anche zia Lucilla, che racconta di come fino ad ora i pochi indizi non abbiano portato a nulla. Si sa per certo che il giovane ha lasciato la sua auto a Rua di Feletto, poi ha gironzolato per 3-4 ore, facendo anche una ricerca su Google Maps intorno alle 9:15, per poi scomparire nel nulla. La frazione ha meno di 1000 abitanti, quindi ci suona, come dire, improbabile che nessuno lo abbia visto. Un territorio boschivo, un laghetto nelle vicinanze, molte le zone per ora perlustrate senza esito. Il nostro timore, la nostra preoccupazione, l'angoscia, lo sgomento è proprio che gli sia successo qualche cosa. Una scomparsa la sua che lascia un vuoto enorme nella famiglia e negli amici che stanno sostenendo con ogni mezzo le ricerche. Dare una direzione alle indagini, ma soprattutto, chissà, può rivolgersi anche all'associazione Penelope, che funge da tramite con la famiglia, purché le segnalazioni siano fatte in modo corretto. Sono zia Luci, Matteo, torna, torna, ti prego, torna. Vogliamo tenerti per mano, qualsiasi sia il motivo per cui, sempre che tu abbia voluto allontanarti, sappi che noi ti aspettiamo e vogliamo tenerti per mano tutti. Hai degli amici meravigliosi, meravigliosi, che non si danno pace.